Io tecnico no adesso, femmino maschi, noi andiamo via, loro caricano i dati, ci vuole parte le donne, con Fabio, e le donne, quando noi torneremo domani a voi. Vabbè, avevi messa ora piena comunque. No. Sì, no. Carichi i dati, no, dopo bisogna formarsi per forza di 3 perché di lasciare cambio dopo i 3. E cambio dopo i 3 e fai scuola. Allora seguiamo questa prima serie dei 200 dorso femminili. Rosita Tonolini 33,94 il suo passaggio, Jessica Burks 34,02, Martina Buttazzoni 34,44 in terza posizione. Virata di metà gara Jessica Burks dalla quinta corsia, 1.09.34, Rosita Tonolini 1.10.87, Desiree Viola 1.11.77, questa è la situazione a metà gara. Al termine di questa prova proseguiremo con i 200 dorso maschili, sono solo 2 le serie previste. Jessica Burks ancora in prima posizione, 36,40 i suoi terzi 50 metri, Rosita Tonolini 38,57, Carlotta Tassotti sale in terza posizione con 37,23, miglior tempo al momento Jessica Marraffa, vincitrice della serie 2, 2,26,66. Ancora l'atleta del Sudafrica al comando, prenota la vittoria di questa prima serie. Jessica Burks dalla quinta corsia si aggiudica i 200 dorso femminili in 2,22,64. Desiree Viola 2,26,16. 2,26,84 Desiree Viola in terza posizione, Carlotta Tassotti 2,26,16 in seconda posizione. Facendo il riepilogo complessivo vince Jessica Burks, Tassotti è seconda e